la relazione dell'onorevole Porta, perché io ricordo di aver cominciato i 10 anni, sono solo il momento dell'entrata. Io ricordo ancora all'epoca in cui ero parlamentare io di aver avuto affidato il primo tentativo di legge per il voto degli italiani all'estero. Effettivamente è stata un'esperienza faticosa, ma un'esperienza che mi pare che negli ultimi tempi, portata avanti da un personale politico come quello che Porta rappresenta, sta dando i primi frutti. Mi auguro che nella riforma le modalità di raccordare questo fenomeno con l'istituzione della Repubblica faccia degli ulteriori progressi che si possono fare, perché la struttura attuale non è perfetta. Allora, mi riporto a quello che diceva Marino. Dunque, il contributo che io posso dare qui è duplice. Da un lato richiamare brevemente il senso di quello che è già stato ricordato. Cioè, nel mio libro, che ha come titolo Svegliamoci italici, si cerca di richiamare l'interesse di un largo pubblico. Tra l'altro, scusate, il libro c'è, se qualcuno lo vuole comprare in questa sede o soprattutto leggere, io sarò contentissimo, ma credo che serva anche al clima della nostra festa dell'unità. Ma dicevo, in questo ragionamento, cioè prendere coscienza che il mondo è cambiato rispetto a quello che si evocava 100 anni fa e per i quali i nostri antenati morivano naufraghi come gli esuli nel Mediterraneo oggi, no? Quello che è cambiato è il rapporto tra la mobilità della gente, no? E le istituzioni che invece presidiano la stazionarietà della gente, perché la grande trasformazione che è in corso, e oggi è una giornata, sei fortunato, perché oggi secondo me chi ha già aperto il giornale ha visto che sicuramente oggi è una giornata di svolta, come è stata la caduta del muro, quando si è visto che l'opinione pubblica, in questo caso quella di un grande paese come la Germania e l'Austria, ha detto basta con questa assurdità arcaica di regolare la mobilità in base al principio della stanzialità, perché non è una citazione erudita, ma voglio dire, Westfalia, il trattato di Westfalia del 1650 è stato costruito sulle frontiere, per dire la gente deve stare sotto un principe, no? E deve essere tenuta dentro nel recinto delle frontiere, che voleva dire che quelli di un altro principe erano tenuti dentro da altre frontiere e quindi chi voleva muoversi attraverso era un cattivo, sostanzialmente, era un anomalo. Oggi invece, di fronte al fenomeno della mobilità, abbiamo preso atto che le frontiere sono qualcosa di antistorico nella loro sostanza. Ecco, tenete presente che questo vuol dire che lo sono anche istituzioni sacre, come per modo di dire la cittadinanza, per la quale gente è morta, basta pensare a Battisti nella guerra 14-18, e cosa che io dico con molta cautela, ma che evoco in una sede dell'altro di un partito che ha alle origini nella sua duplice veste sia di PC che di cattolici di sinistra, una ipotesi universalista e non un'ipotesi nazionalista, no? Anche, lasciatemelo dire, le sacre bandiere della patria che io ho servito con stellette di ufficiali di artiglieria vanno prese con un certo distacco, perché non è sventolando le differenze di cittadinanze nazionali che noi possiamo dare un contributo a sistemare in modo moderno il mondo, no? E questo è il tema del recepimento della mobilità, ed è una sfida politica difficilissima,
perché noi assistiamo paradossalmente a una ripresa dei populismi nazionalisti, no? Che in un mondo che non è più internazionale ma è locale, no? Finisce col mettere per esempio i municipalismi uno in conflitto con l'altro, perché il profugo lo pigli tu, lo piglia quell'altro, no? E questo è un discorso che ci fa arretrare moltissimo, altro che partiti di classe o partiti universalisti. Se cadiamo in quella logica del populismo, non solo rialziamo le frontiere, ma riapriamo le mura delle nostre città, per non dire i dazi. Quindi stiamo attenti che quando ci propongono questo tipo di discorso dobbiamo avere il coraggio di respingerlo, non tacitamente ammettendo che Salvini però un fondo di ragione ce l'ha, perché questo è quello. Noi dovremmo affrontare l'azione politica dicendo no, non ce l'ha e dovete capirlo. E in fondo un partito politico se non fa quello cosa fa? Questo è un discorso prealabile. Allora, dicevo, il tema che sono stato chiamato a discutere è appunto questo. Allora, secondo me la proposta di Marino a questa festa, che ha diciamo come titolo senza perdere di vista, no? E poi una grande Italia oltre l'Italia, secondo me è un tema molto interessante, ma che forse qualche precisazione lo richiede. Senza perdere di vista consenso totale, però una vista nuova, cioè non dobbiamo non perdere di vista alla maniera di ieri. E qui scusatemi per aver vissuto molto i rapporti con i camp, Comitex eccetera, e devo dire che qui c'è molto lavoro da fare, no? Tenendo presente che c'è molto cambiamento, e voi lo sapete tutti, le nuove generazioni di emigrati e di emigrati non la pensano più come i vecchi, no? La pensano in modo diverso, e anche politicamente, culturalmente, se li ci approccia in termini di nostalgie della bocciofila che ricorda il salame di Montevecchio, no? Si perdono i voti che poi servono per eleggere gli italiani. Quindi il discorso secondo me è molto concreto. Allora, ma la cosa che a me interessa discutere di più è il tema una grande Italia oltre l'Italia. Ecco, io credo che noi dobbiamo avere invece consapevolezza che non dobbiamo imparare a non perderci di vista fra di noi, no? O senza perdere di vista il mondo, ma dobbiamo imparare a non perderci di vista nella mobilità. Allora, l'elemento che consente di rapportarci al mondo con delle caratteristiche che erano quelle cui attribuivamo invece la simbologia appunto del tricolore. Io mi ricordo, sono abbastanza vecchio, la forma del bel paese della Galbani era tricolore con l'Italia, ecco, lo stivale, questo tipo di discorso. Questo tipo di discorso va in ogni caso modernizzato, vorrei dirlo, no? Ecco, per assimilarlo con la modernità. Ora, la modernità non evoca più la presenza dei nazionalismi, ma evoca la presenza dei valori. E faccio un discorso che io ripeto sempre molto semplice. La pizza. Io ricordo che tornando dagli Stati Uniti nel 1951 un paesano classico proprio calabrese, voglio dire, che mi ha chiesto dopo 2 giorni di conversazione in cabina come si dice pizza in italiano, no? Io ho ragionato molto su questo e difatti non è più vero oggi che diciamo la pizza o il caffè siano una contrapposizione tra l'Italia e gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno una loro pizza che è anche tutt'altro che cattiva, no? Gli italiani hanno una pizza migliore. Il confronto non si fa a discutere qual è pizza e quale non lo è. Il confronto si fa come tra caffè Ili e caffè Nespresso in termini di qualità. E questo è un discorso che introduce molti cambiamenti, compresi per esempio
l'errore del difendere il Made in Italy contro l'Italian Sounding, no? Quando anche un bambino di marketing sa che il marketing di un prodotto di qualità è facilitato se c'è un mercato più vasto, e quindi che il Parmesan non è necessariamente il nemico del parmigiano reggiano, ma può essere il modo per vendere più forme di parmigiano reggiano, di cui tra l'altro ce ne sono poche rispetto al mondo, no? Perché tirati da un prodotto di qualità, Questi sono discorsi, credo tutti voi lo vedo anche dai cenni, che trovano sorprendenti. E ecco, invece io dico che un partito politico deve avere il coraggio di proporli, ammesso che ritenga che siano veri, e io personalmente ritengo che sono veri. Ecco. Quindi come pensiamo di rapportarci al mondo? No, ecco, io credo che ora la risposta, noi dobbiamo pensare di rapportarci al mondo assorbendo dal mondo il più possibile, no? E restituendo al mondo il più possibile del meglio che noi abbiamo. E il meglio che noi abbiamo non è, lasciatemelo dire, la presenza della storia del regno della Repubblica Italiana, ma è la presenza della civilizzazione che io definisco italica, che viene da prima dello Stato nazionale, no? E in cui noi riconosciamo veramente i grandi valori dell'italicità, che sono, per modo di dire, la romanità, il Rinascimento, voglio dire, i valori moderni, per cui al limite, discorso molto serio, anche Dante, se lo vendiamo come un poeta nazionale, lo riduciamo di dimensione. Dante è un grande poeta, diciamo, mondiale, all'epoca del mondo era il Medioevo, e noi dobbiamo imparare a vendere la qualità anche della cucina italiana, anche del prodotto italiano, nei suoi valori. Ecco quindi che il discorso dell'italicità è un discorso di valori, non è un discorso di passaporti, e questo secondo me è importante. Allora, se questo è, il problema non è pompare l'Italia nel mondo, vecchio discorso, il Duce l'ha fatto benissimo. Quando voi andate ancora oggi in Italia e negli Stati Uniti, trovate la nostalgia del sorvolo di Balbo con gli idrovolanti, oppure, diciamo, io ho fatto le Olimpiadi, le squadre erano, quando ero Balilla, le squadre erano al servizio della patria, no? E questo tipo di discorso è vecchio, dobbiamo abbandonarlo nella sua sostanza, senza diventare degli apoliti, ecco. Quindi il problema non è pompare Italia nel mondo, il problema è aspirare il meglio che c'è nel mondo, no? E scambiarla col meglio che c'è nella nostra civilizzazione. Questo, ricordiamoci, non è niente di nuovissimo, perché gli inglesi, dico gli English speakers, perché non va usata la parola anglosassoni, no? L'hanno fatto e ci campano, no? Ci campano, il residuo del loro impero non ci campano. Alla stessa maniera gli spagnoli hanno fatto con l'Hispanidad un'operazione del genere. Noi dobbiamo, secondo me, con l'italicità, il libro lavora in questa direzione, proporre questo tema. È chiaro però proporre il tema non vuol dire trasformarlo in un fatto politico. La trasformazione in un fatto politico è istituzionale, è qualcosa di molto più complesso. Quindi agli italiani all'estero noi non dobbiamo più chiedere di servirci. Se voi, chiunque ha esperienza dei rapporti con gli italiani all'estero, vedevo l'altro giorno, c'è un filmino in streaming del sito che hanno fatto quelli di Caracas, c'hanno ancora qui il problema che con le rimesse noi abbiamo fatto lo sviluppo, no? Non so quanti di voi l'hanno incontrato, perché quello che partiva e a via povero lasciava il fratello povero. Quando è tornato ricco e si è trovato il fratello più ricco di lui, fa ragionamento: ma tu ti hai fatto i soldi con le mie rimesse. Questo tipo di discorso, che è un discorso serio, no? È un discorso che noi dobbiamo conoscere
e che dobbiamo egemonizzare o metabolizzare con delle considerazioni giuste. Oggi questo discorso non è più vero, ma non è che si è risolto che noi dobbiamo fare le commesse rovesciate, ecco il problema del welfare. Semmai noi abbiamo il problema degli investimenti, e quindi mentre gli emigrati hanno fatto le rimesse, noi dobbiamo con gli investimenti diffondere le occasioni anche magari di lavoro. Per esempio è diverso lavorare per un padrone diverso da noi o per uno di origine italiana. Ecco che un investimento diventa un'offerta di quello che invece gli Stati Uniti offrivano a livello di ferrovie, di costruzione delle ferrovie dello Stato o delle ferrovie o cose del genere. Quindi la scelta è una grande Italia che fa crescere noi e una grande italicità che ci consente di crescere. Ecco qual è il problema. Noi abbiamo interesse a che quello che abbiamo seminato nel mondo, che magari è stato ripreso da persone che non sanno più l'italiano, giochi in qualche modo a nostro vantaggio, no? E che noi possiamo recepire, perché io dico sempre, noi abbiamo dei grandi valori, ma secondo me quando vedo un italiano delle Little Italy, no? Bene, non saprà l'italiano, non saprà le ultime cose sugli chef della cucina italiana, però ha dei valori civili, civici la cui contaminazione secondo noi è molto interessante. Vi affretto al rispetto dei tempi. Quindi questa è una scelta che si applica a tutto, si applica ai problemi dei linguaggi, che non sono solo l'italiano, ma sono la letteratura, sono la pittura, sono il cinema. Noi abbiamo interesse a introitare Scorsese o Camino, che sono registi con stilemi che sono gli stessi diciamo del nostro cinema, non di escluderli perché sono imitatori. Alla stessa maniera abbiamo interesse a pubblicare De Lillo perché i suoi stilemi letterari sono chiaramente stilemi italiani. Lo stesso vale per l'architettura, no? E lo stesso, pensiamo a Botta per fare un esempio, lo stesso vale anche per la cucina, cioè noi dobbiamo, e questo lo stiamo già facendo, essere convinti che abbiamo molto da insegnare, ma in qualche caso qualche contaminazione che è stata fatta ai nostri prodotti sono interessanti. L'accordo di Ili con Nespresso per vendere le cialde è qualcosa che non dobbiamo versare, ma qualcosa di cui dobbiamo capire la logica. Quindi non perdiamoci di vista, no? Di costruire una grande italicità nel mondo e di crescere dentro questa grande italicità, dentro la quale noi appunto nuotiamo, come dice Dante, come nel mare i pesci, no? Nel nostro mare e con altri pesci, non soltanto noi. Ecco, allora non illudiamoci di colonizzare con una visione espansiva che certamente è fuori moda e comunque non è alla nostra altezza, no? Ma invece diamoci da fare per decolonizzare il mondo là dove noi incontriamo dialettiche o contrapposizioni di altre esperienze storiche. Quindi il tema è appunto come gestiamo il fenomeno delle migrazioni, e da questo punto di vista voglio dire il problema è